Buongiorno a tutti, siamo in direzione Mortegliano, teatro già dei primi avvenimenti, in compagnia del signor Del Piccolo, un cittadino muzzanese e noto apicoltore della zona, che ci ha chiamati dopo aver trovato strani fenomeni all'interno delle sue arnie. Ci dica qualcosa di più, signor Del Piccolo. Sì, niente, io sono muzzanese, come ha detto lei, sono un fan dei Leibnizlers e guardando il blog ho visto poco tempo fa il video del mio compaesano che, scusate, stiamo arrivando sul luogo della scena, ho visto il video del mio compaesano nel quale si parlava di strani cerchi, ma all'inizio non ci avevo dato peso, fino a quando sono venuto qui in uno dei miei apiari, in particolare quello di Mortegliano. Ho visto delle cose che voglio farvi vedere perché non riesco a dare una spiegazione. Venite. All'inizio pensavo a una coincidenza, ma poi ho messo insieme tutte le cose, i cerchi, Mortegliano, l'alieno. Ho detto forse c'è qualcosa di più. Venite. Ora vedremo. Vediamo anche la preparazione di quest'uomo dettata da anni di esperienza. Guardate, questi non c'erano, Cioè, è la prima volta che mi capita. È la prima volta che mi capita di vedere dei cerchi così perfetti. Anzi, per dire la verità, non li avevo mai visti. Io non so dare una spiegazione. Veramente dei fatti sconvolgenti. E nel luogo dei primi accadimenti, tra l'altro. Non so che dire, chiedo aiuto alla scienza. Ne sapremo di più sicuramente. Arrivederci. Arrivederci a tutti.